Atesse sa anatomia narrere commente su mortoso sor duos anzianos accattaus in domissori in Castelli su quartieri de Susole. A un uomine de 79 annos, agente de commercio in pensione, naschiu in Catania, e a una femmina de 82 annos castellaia, los accattaus in si studio unu de sor fizos, un uomine de 44 annos, che canda bidu chi sor genitore non li rispondian e standa a domissoro in ruga ghibli accattande lor mortoso. A su locus unu suppliosos carabinieri de stazione de San Bartolomeo e su personale de su Chente de Chiotto, ma proissor non baiata pronudite vachere. A una prima verguada di apparrere chi non bisia nasinzor de violenza e robatorio e mancu trattar de gente arribada da Evora, pro commosos investigadores sun pensande chi si siano intesor male o chi lo sappa tosconaos carchi cose manicare. Sa domme su ta sequestro e sas indagini sono andando da innantis pro comprendere i tebà capitau. Non bindà novidader de importu a su mancu non cussas chi si settavan a sorbelle baranta traballadore de Porto Vesme, chi il manzano sono andaus a Roma, sutta a Palattu Piacentini, per espressare in una manifestazione de protesta su pistichin su prosuvenidore de su Zassu, proprio in sinteri de s'addobbiu intre su ministru de sas impresas Adolfo Urso, sa sutta segretaria chi delega sa crisi de impresa Fausta Bergamotto, uno scanto al rappresentante de sa multinazionale Glencore, sa regione Sardegna e su sindacaoso. Sa decisione de firmare sa linea Zincu pare confermata a dispetto de su parre contrario de su governo, che però ha dato eschire de una missione tecnica entro su mese de Natale pro chircare investitore novos e tornare a ponere in motus impiantu. Ma a so sindacao non li basta, attacchi criticano a bocche manna sa situazione. Sa regione Sardegna pure trocche su murru, mostrando però viduzia in merito a un investitore possibile pro rilevare sa linea Zincu. In sintesi sa situazione in su sulcis iglesiente a Barra Mezzana, finza sproneche desavvertenzia ex Alcoa, a postir de esesano sa siderallo isno a gallo avvia un rilancio di stabilimento, ma diana poder arribare novas in sa schidas invenienter finza sprocussu. $2 milioni da spendere in su 2025 per la manutenzione straordinaria e proporre in sicurezza la rete viaria di competenza della provincia di Nugoro. Allo sponnere a currere l'assessore regionale a sostraballos pubblicos. L'assessore Antonio Piu, questo Manzano, ha presentato il programma di intervento in provincia in Nugoro in sintesi di una conferenza prosimprenta. Uno scantos interventos in prur de 1000 chilometri de caminos provinciale de su Nugoro, che prosano nuovo a ricevere atero de che milioni prosa provincia. Contento manus amministratore straordinario della provincia Giuseppe Ciccolini, che data eschire che da jannario 2025 hanno cominciare uno scantos addobbios in sos territorios che in sos amministradores locales pro decidere esas prioridades in sas infrastrutturas viarias provinciales. Un impegno in su Nugoro, cussu dell'assessore Piu, cominciaus al mese facete, che in sa mesa permanente su prasa viabilidade organizzata da su prefetto di Nugoro de Tando, Giancarlo Dionisi, e che in una visita approfondia sas infrastrutturas della provincia che sono usaspeius in Italia pro tasso de incidente mortales. Da su comune pro minore de Sardegna arribato un usanto chinono a sa violenza de genere. Pupparruias e un porre de vainas in cantieri sono un messaggio claro a mudare passo. Sa violenza de genere non all'acana, si depete eliminare in cada locu, va vedendo de su problema e non facende vinta chi non bisiata. E si sa manifestazioni in sarzitade si pubblicizzano, sono partecipata, scommente giusto chi siata, finza in una vidichedda minore che a Baradili, sa pro minore de Sardegna che in 70 chimbe residente supras argomento anas as ideas crarasa. In sardie scoladasa, in occasione desa dia internazionale contra sa violenza a sar feminasa, hanno posto una scantas pupparruiar femminile in sa carrera principale desa vita, una presenza chisi che vi è da ennedda e un messaggio claro in su percorso de informazione, chi sa indica Marianna Camedda, assicurata chi ha tassichire chi medas iniziativas culturales e artisticas.
Su sindicu de Terranova Settimo Nizzi ha deciso de che evocare sa spanchina desa sprattas prus importante desa città de Gadduresa pro evitare su degrado urbano e sa vendita de droga. Ma sa decisione ha talluto una scantas polemicas e su dibattitu. In meda sono concordes che in su sindicu istraccor derbiere maluvachere, zenti imbolati in sa spanchina armescamenti in istiu, burdello e badaloccu. Ma ba per i cittadinos che non sono de accordo ca dai commissusu ana benner mancu so settidorioso proso residente spuru, chi si na passizzare, chi si ne pasare un'iscutta, chi cheren godire de suvriscu o s'addobbiare chi in amicos e companzoso. Calicunu lamenta pure su fatto chi como prosisedere a deppere pacare un tavolino in su bar spendendo dinare. In sinteri a pustir desa spanchina dai Prata Matteotti e desa passizzata so salinedda sos operaior desa municipalizzata Aspo sun traballande pro che eliminare cussar de Prata Mercau e cussar de Prata Regina Margherita. Sar frontera novas in ambitu xenologicu, prusannotto in sa mammografia che in su mezzo de contrasto che si sta firmando sempre de prus in sa diagnostica xenologica, sono stata sa argomento de su primo corso regionale in materia, Custu Manzano, in sa sala convegno de su presidio ospedaliero Santo Francisco de Nugoro. Est un esame in premeda che pone pari sa mammografia e standard che in su mezzo de contrasto su mattessi in preau in sa TAC. In sa letteratura internazionale si leghet deso risultados profettosos che si podene ponere a pare che in curso desa risonanza magnetica a fronte di un esame più lestru, più baiulao desa pazientes e più economico. Su curso esti stata occasione pro si confrontare, compartire sos inditos e s'opportunidade desa metodica che in su Santo Francisco erzai operativa. Grazie a un finanziamento ministeriale di più di 1 milione di euro, in su Conservatorio Luigi Canepa de Tattari hanno fatto straballo di ammodernamento importante. Sorfondos a disponimento hanno permettere di tornare a nuovo si struttura de piazzale Cappuccini, finza che in intervento acustica desas aulas. Su Ministero des Universidades e desa Kirca, prosas attività didatticas e s'ammodernamento strutturale e tecnologico ha posto a disponimento 321 milioni di euro che hanno a partire pensando mescamente a garantire servizi innovativi e inclusivi. L'hanno presentato in Castello in sa Fondazione de Sardigna s'ultimo libro de Ottavio Olitta, imprentato da Isola Palma, l'incontenibile forza della gentilezza. Su tema è stesa rebellia a un'informazione vittiana che sempre de più scontata negatividade. Ottavio Olitta comincia sa carriera come docente universitario, pro approdare a pustis su giornalismo, che l'abidu protagonista di un percorso che intappasa in Sansa, in sa Nuova Sardegna, pro tancare in Sarai. Su libro contati in forma de romanzo, cussa trama de solidariedade, de gentilesa, che si sparget in sa sociedade, a sa muda ma che in forza, a manera de li va che sparare fronte a sar bruttura de su mundu. Domenica su Castello a Tagliocari a mesodì e mezzo in su Franchi contro sa Fiorentina che ha colau di Ermezzanas. Si squadra de Davide Nicola e Risina Seminello ha fatto un allenamento di gruppo, mancava la Padula che Ersichina traballara a Sasola per recuperare sa Verta su Costazzu e manca vatta in sa partia che in su Verona. Su Castello vorte de 3 risultati profettosos in fila pare che Ersichina a balanzare puntos o mancari sa partia che in sa Fiorentina sia difficile. Cana dobbiare ogni squadra che riscattare a posti di una chida in arziada. Innanti sa sustruppicao che Edoardo Bove, che si è stinteso male in campo, a posti che sono il da Coppa Italia, vocao da Esempoli a Sorrigorese. In campionato anda a mezzo, 8 partite vintas, a batto spareggiadas, a 1 a perdia. Davide Nicola ha a disponimento belle totuso giocatores e dunque s'appuntamento espro domenica a mesodì e mezzo.